Buonasera, ben chiatazza, Gnovis, un Gnuf Fugaron si è impiat sul Chiars Furlan dopo che di mattina gli flamis ieri stati smettuti sotto controllo. In località de Vettaci ad Oberdò il FUC alla chiappà di Gnuf Fuarce sburtata dall'Air Fuart. Sul puest gli sguardis dal FUC e la protezione civile insieme al Corpo Forestale. In particolare, i Fugarons hanno interessato il Monte Brestovec e si svicini sempre di più ai canonieris, strutture importanti dal punto di vista storico per cercare stati sintati delle prime guerre mondiali. Il vicepresidente Riccardi che stamattina ha fatto un sore look, podinto osservare dall'alto i Fugarons in gracis dall'elicottero di protezione civile. E avanti in devante i lavori per creazione di strade temporanee di lungo dal fiume Resi e Mut di poter collegare Gnuf, Resi e Resiute. La strada sdiavade in tal corso dal Torinte potrà resistere fino a poi autunnale e servirà di bypass per evitare la strada principale non più sicura per via dei chiadude di Crez e Pieris. Il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi ha incontrato i sindics dal territorio insieme col prefetto di Udine Marchesiello e i vertici DDR, assicurante che la strada sarà pronta dentro di Vinars. E sarà il Domo di Cividate, domani ospita l'ultima saluta Elena Loduca, la volontaria di protezione civile e agenti di polizie di 56 anni restate coppate in tal corso delle operazioni per il studamento di un fugaron in tal territorio comunale di Prepot. Ai Sundis la funzione sarà celebrata dal Plevan di Prepot e Frari dal Santuario di Madonna di Monte. Per giornate di Ioiba è stata proclamata corotto cittadini in tutti i territori comunali. In sede di protezione civile regionale, gli sbandieri sono a miege aste dal dì de muerte di Loduca. Incidente mortale di Gnota Rausset di San Giorgio di Richinvelde a perdi la vita all'estato un giovane di 28 anni, originario dal Burkina Faso, ma residente a Spilimberg, che intanto carriere insieme e moto per cause santiamo di accertà, ha perduto il controllo dal miece finito fur strade e veninte sbalciata a diversi metri di distanza. Di bande gli sprovis di rianimalu, de bande dai sanitari del centro di Sevot, ma se graves lis feridis riportadis. E due cittadini croati sono stati denunziati per rubarie dopo aver rut di stiampada l'outlet di Dael con maiutis robadis. I due, tutti e due trentennis, avevano portato via i tox di vistiari violante il sistema antilari con tune borse schermate. A Quarzi si dice che da ora succedi un'assegnata di vigilanza che alla clamati carabinieri e militari de arme rivazzi sul puesto hanno identificato i due laris e Yuan denunziati. Due incidenti stradali gravi si sono registrati a poco tempo di distanza a Pasian di Pordenone e a Tisane. In tal prim si sono dati squintri in maniera frontale dos auto con le due persone e guide restati feriti. Una delle due è restata incastrata in te auto e è stato necessario l'intervento dei sguardi dal FUC per deliberare. Una persona è stata incastrata in un miece incidentata anche a Tisane, dove che ad Assi quintri sono stati 3 auto. Graf, una delle persone ferite, una femmina di 79 anni di Muciane che è stata prima trasportata a Tisane e dopo a Udine. E va in devante la Conte dai Dams per ondate di brutti che ha colpito il Friuli occidentale. Sono anche una ventina interventi in coda de bande de sguardis dal FUC che hanno domandato supporto ai pompieri di Vicenza, Padua e Codroipi. I Dams più grandi si sono registrati tra San Quarin, Fontane Fredde e Spilimberg, diverse
i cuvierts distaponats anche in te zone di lavorete, desenis iarbu i colaziu. Presidi dai lavoratori de Modin di Damara, protesti in quintrillis condizions difficilis di lavoro determinadis dal grande chialt di quest dies e arribatin lis lor domandis sul premi di risultato che aspettin di tant tempo o sentin lis vos di cui che vuoi alla protestate. La situazione che è Modin ad ampiece e ho chiacchierin anche di Pocenie. Non è una situazione facile, le int a domande un premio dignitoso e condizioni di lavoro dignitosi, quindi o fasin condizionatori industriali, probabilmente le soluzioni le vin proprio in casa. Io tipo di dire che comunque meritocrazia non è, si stanno domandando, si fanno mille richieste e noi siamo disponibili a fare tutto, orari straordinari, però soddisfazione non viene. E sentiamo anche qua ad Amar, che è la situazione. Ad Amar la situazione è compagna, non viene. Siamo una popolazione di gente che lavora, che ha sempre lavorato e che ha voglia di lavorare, però che non l'ha mai pagato. Come che dicevi prima per italiano, come lo dici per Furlan, per Cerniel, non viene nessun tipo di considerazione né economica né morale. Per cui voi siamo qui e questa sarà dome l'inizio per noi. Come che si dice in Furlan, come si stuf di essi mena speccode. Ecco, dove questo? All'estate restaurata e tornata al suo posto il totem indian donato ai città di Udin de comunità furlane canadese in tal 1981. Il totem fa de tribù da Iuroni alla data la vie a esse celebrazioni per 1000 anni de fondazione di Udin e il don all'estate rinnovato con la tornata in città de delegazione canadese. Udin di fatto ospiterà il congresso della Federazione dei Fogolars Furlans canadese. Il totem è l'unico di questo genere a trattarsi fur dal territorio de tribù. A screa il presidente dall'ente Friul in Talmont, Loris Basso. Sentinlo. L'emigrazione furlane ha lasciato il segno in Canada e come è un segno anche a Udin. Ma è sicuramente che il segno che è stato recuperato un dono che hanno fatto la comunità dai Fogolars Furlans, la federazione dei Fogolars Furlans dal Canada alla città di Udin a distanza di 1000 anni. 1981, noi siamo dal 2022, l'anno passato non hanno potuto venire per il Covid, ma chi stanno hanno promesso e sono venuti a fare il loro terzo congresso internazionale dai emigrati in Canada. Si chatta sul castello di Udin che la rincumò. Per noi è un grande orgoglio come ente Friuli nel mondo aver portato a casa questo recupero. Oscuni ringraziamo, deve ringraziare con piacere l'amministrazione comunale di Udin, da persone dal sindaco Pieri Fontanin che ha portato a termine questo recupero e la collaborazione del Confartigianato di Latti, ma in modo particolare la Federica Comello che è stata a metà l'immenso lavoro, l'impegno per mettere a posto e tornare a dare vite a Chistotem. E per queste sere alle DUT, Gnovis al torne domani di sere a 20:40. Mandi.